Amici di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, abbiamo concluso questa settimana e lo facciamo con questa puntata che racchiude il meglio proprio delle puntate sin qui trasmesse di Aspettando i Penalty Awards. Ci vediamo dopo per i saluti e vi ricordo che l'evento dei Penalty Awards sarà di scena qui, in questa splendida location di Palma di Montechiaro, sabato 7 agosto alle ore 19. È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Anche per quest'anno ritorna l'appuntamento con il galà sportivo più coinvolgente della Sicilia. Tutti gli addetti ai lavori ed inoltre giornalisti, personaggi della cultura, dello spettacolo e della televisione vi aspettano nella meravigliosa location del cortile interno del Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro ad Agrigento, dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, ottava edizione, sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Presenta Ettore Tortorici. Ottava edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico, sbarca a Palma di Montechiaro e siamo con il sindaco che ha sposato questo progetto anche e soprattutto sportivo. Buongiorno e benvenuti. Innanzitutto siamo onorati di poter ospitare questo importantissimo premio e che questa collaborazione possa essere proficua e andare avanti negli anni. Questa tappa si innesta in un contesto di rilancio dell'immagine della nostra città,
troppo spesso vituperata per ragioni che ben conosciamo e che in questi anni, con un duro lavoro e con la collaborazione dell'intera città e con l'aver riscoperto il senso di comunità, cerca di riallacciare i nodi, le fila, scusate, con la propria gloriosa tradizione e storia nobiliare, legata al Gattopardo, legata al fatto di essere Terra Santa, a tutte le meraviglie che questa nobilissima famiglia ci ha lasciato. E in questo percorso, un percorso molto duro, molto bello, molto entusiasmante, vi sono state diverse tappe che ci hanno consentito di veicolare quella che è la realtà di Palma, la vera bellezza di una comunità e dei suoi monumenti. In questo contesto il premio del calcio dilettantistico va a consolidare e continuare un percorso di rilancio e di rinascita che questa comunità agognava da tempo. Il percorso della rivalutazione anche del panorama turistico sicuramente è uno dei punti fondamentali anche della sua amministrazione. È uno dei programmi, è uno dei punti qualificanti del programma della mia amministrazione. Quando ci siamo insediati, incredibilmente Palma non aveva sul PIL della città, diciamo che la parte dedicata al turismo era veramente poca, se non quasi infinitesimale o marginale. Pian piano, con la riqualificazione del centro storico, con il restauro di diversi monumenti, abbiamo investito diversi milioni di euro su questo settore e sul rilancio dei beni culturali. Questo ha consentito, ante Covid, di avere finalmente Palma iniziava a muovere i primi passi come città turistica. Tra l'altro sottolineiamo che la Chiesa Madre, il Palazzo Ducale sono stati veramente rivalutati con un rifacimento straordinario che ha ridisegnato questa cartolina di questa bellissima ridente cittadina. Io dico che Palma non aveva il salotto, è come se noi a casa nostra non avessimo il salotto dove accogliere gli ospiti importanti. Palma aveva avuto un salotto meraviglioso ed era andato perduto. Umilmente abbiamo ricostruito quel salotto lì, che va da Piazza Provenzani, dove c'è il monastero delle Benedettine, famoso sia per la Beata Corbera e sia per i biscotti del romanzo Il Gattopardo, via Turati, piazza Vittorio Emanuele, fino ad arrivare a piazza Santa Rosalia e alla riscoperta di questa piazza Giulio Tomasi che un gerarca fascista negli anni '20 aveva tolto al palazzo, credo per diatribe con l'erede dei Tomasi, e l'aveva costretto il campo d'armi in una recinzione, facendo diventare piazza Giulio Tomasi villa comunale, ma in realtà villa comunale non era, e quindi è stata riaperta e ridonata alla città. Non solo abbiamo riqualificato dal punto di vista urbano quel salotto lì, grazie alla Dolce Gabbana abbiamo riqualificato il Palazzo Ducale, ma grazie alla Regione Siciliana, alla collaborazione con il Presidente Musumeci, con l'assessore Marco Falcone e con il Vicepresidente Di Mauro, abbiamo recuperato diversi finanziamenti e abbiamo restaurato la Chiesa Madre, abbiamo restaurato l'oratorio Santissimo l'oratorio della Madonna del Rosario, un'altra opera meravigliosa, e a breve dovremmo avere un nuovo finanziamento per il restauro di Santa Rosalia, che è un'altra delle chiesette che insistono in questo meraviglioso salotto. Abbiamo collocato 2 statue. Palma, credo che per ragioni ancestrali e storiche, magari lì sarebbe il caso di dedicare un convegno, non aveva più statue. Palma era una città vuota in questo caso. Io faccio questa battuta, anche il comune più piccolo d'Italia ha Vittorio Emanuele a cavallo. E non avevamo neanche Vittorio Emanuele a cavallo, non vi erano statue. Ne abbiamo realizzate già 2, una dedicata al nostro fondatore Don Giulio Tomasi, era il minimo da fare, e poi allo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che in piazza Giulio Tomasi si guardano, e a me piace immaginare che la notte il primo e l'ultimo dei Gattopardi si confrontino e parlino di massimi sistemi all'interno di quella che era la loro donna fugata, la loro città.
All'interno di questa bellissima piazza, appunto con lo sfondo della scalinata storica del Palazzo Ducale, ci sarà questo villaggio, il Penalty Village, realizzato insieme a Pianeta Vacanze Consulting, dove oltre alle attrazioni ci saranno la sede del premio internazionale Donna Fugata e all'interno del Palazzo Ducale la sede appunto dell'edizione dei Penalty Awards. Quindi un grande spazio dedicato probabilmente a molti turisti e anche a molti emigranti che ritornano per le vacanze in questa bellissima cittadina. Saranno 2 giorni bellissimi e meravigliosi. Diciamo, la location è la stessa location nella quale la Dolce & Gabbana nel 2019 realizzò quel magnifico evento. Quindi Palma si riveste in tutta la sua bellezza, metterà fuori la sua parte migliore e lì potremo accogliere in questi 2 giorni i migliori sportivi siciliani, i migliori sportivi dal punto di vista del calcio dilettantistico, che rappresentano da un lato il futuro, dall'altro lato quel momento di aggregazione e di sana competizione sportiva, e in un'altra giornata avremo il premio internazionale Donna Fugata grazie all'idea dell'amico Francesco Bellia e alla collaborazione con l'istituzione Tomasi guidato dalla presidente dottoressa Letizia Pace, con la collaborazione dell'assessore Ferrante che ha seguito questo evento. Noi siamo, ripeto, orgogliosi di poter accogliere questi premi e siamo convinti che sia la prima tappa di un percorso che andrà avanti negli anni. In questo momento parliamo, per quanto riguarda il premio, di 3 anni, ma sono convinto che possa trovare casa non solo questo premio, ma possiamo, da questa sinergia con tutti i soggetti coinvolti, si possono creare questi e altri eventi in modo tale da poter continuare quel percorso che poi abbiamo parlato. Oltre alla Dolce Gabbana, Palma è stata candidata a Capitale della Cultura, un altro passaggio fondamentale per fare rialzare la testa a un popolo che per troppi anni la teneva supina e che non riusciva a guardare il cielo. Quella fu una missione temeraria. Una sfida. Inizialmente venimmo presi per folli, sia io che il mio gruppo di lavoro composto da Angela Rinollo, Mariana Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo e Peppe Todaro. Venimmo presi per pazzi. E poi invece diventò un sogno, quasi un europeo, quasi un mondiale. Era bello vedersi, incontrarsi per la città con le persone che ti incontravano, sindaco, andiamo avanti. Comunque vada, abbiamo vinto. Quando rimanemmo in 28 città rispetto a quelle che partimmo all'inizio, fu veramente bellissimo, per noi avevamo già vinto. Certo. Avevamo già vinto, fummo accolti all'Ars, al Parlamento regionale, abbiamo anche lì avuto modo di trasmettere il nostro amore per la nostra città. Quel passaggio, al di là se poi non arrivò alla vittoria, conta essenzialmente poco, sarà da stimolo per la prossima candidatura, però ha dato la consapevolezza. Le faccio un esempio: vedere una pagina dedicata sul Corriere della Sera o un servizio alla RAI con Ulisse e Alberto Angela. Avevamo bisogno di sentirci dire che eravamo belli. Questa determinazione, questa voglia anche di disegnare una cartolina nuova di Palma di Montechiaro probabilmente è lo stimolo anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Non vi è dubbio, e mi permetterò di fare un passaggio particolare. Io nei miei discorsi, e inizialmente chi mi era vicino mi diceva: perché dici questa frase? È brutta. In realtà secondo me non lo era e la ripeterò anche oggi, perché credo che se si voglia veramente ripartire e ridare un'immagine vera della città, non si possa prescindere dal confronto con se stessi. Io, se voglio migliorare la mia persona, il primo passaggio che devo fare è l'autocritica, che non è una critica disfattista, ma è costruttiva di se stesso. E io dico, noi veniamo da un passato prossimo del quale vergognarci, dove il senso di umanità era andato sospeso. Da terra santa eravamo diventati terra maledetta. Questo è un passaggio fondamentale, è la presa coscienza di sé. Da quelle ceneri, come un'araba fenice, Palma deve risorgere e sta risorgendo, confrontandosi con quel passato, ma guardando al futuro rispetto e riallacciando i nodi, come le dicevo, con il passato, quello glorioso
di una palma meravigliosa, di una palma che era la terza tappa come turismo religioso e pellegrinaggio dopo Roma e Gerusalemme, vi era Palma di Montechiaro. Qui avevamo per migliaia e migliaia di pellegrini. Papa Alessandro dichiarò Palma terra santa, che il pellegrinaggio fatto a Palma equivaleva a quello fatto a Roma o a quello fatto a Gerusalemme, alla terra santa per definizione e per eccellenza. Queste tradizioni devono veramente ancora continuare e rimanere indelebili nella mente di tutti. Vanno riscoperte e vanno fatte conoscere nuovamente. E si può fare questo, le dicevo, grazie anche a questi eventi, a queste possibilità di far conoscere una città diversa e che con orgoglio, umiltà, modestia, ma caparbietà vuole mostrarsi al mondo per quella che è, avendo riscoperto di essere bella. Qual è il miglior biglietto d'invito sia per l'evento di giorno 6 che quello del giorno 7, cioè quello dell'indomani? L'invito che posso lanciare è il seguente: se volete riscoprire, risentire le atmosfere gattopardiane, se volete vedere l'alba del barocco siciliano, se avete la voglia di perdervi nello spazio e nel tempo, in un percorso che vi porterà ad emozioni, a sentimenti, che vi porterà a perdervi tra una realtà materiale e una storia immateriale che potete vivere solo a Palma, perché solo Palma è donna fugata. Se volete perdervi in queste meraviglie, in un mare azzurro, circondato dalle colline verdeggianti della nostra città, e nel centro questo salotto che vive di gattopardiana memoria ma di gattopardiano splendore, Palma è qui ed è pronta ad accogliervi con l'ospitalità che sempre ci ha contraddistinti. Vi aspettiamo a braccia aperte per vivere insieme un sogno. Chiaramente è un invito che vale sia per giorno 6 che per giorno 7, ci sì. mancherebbe. Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo, l'aspettiamo per disegnare e presentare questa bellissima ridente cittadina in questi due importanti eventi, e subito dopo cosa succederà a Palma? Tutti di nuovo al lavoro per continuare al grande rilancio? Subito dopo si continuerà ad aprire innumerevoli cantieri, come avrà avuto modo già modo di vedere, e si continuerà con il percorso di rilancio culturale e turistico che questa città ha veramente bisogno. E siamo convinti e siamo qui a breve per lanciare ulteriori notizie, perché aspettiamo a momenti la conferma per poter ridare un nuovo volto anche al nostro lungomare. E aggiungo che a breve partiranno i lavori per la progettazione del porticolo turistico, altra opera da molti anni, da molti decenni attesa, che si va a innestare e sarà veramente il volano di una Palma che finalmente si ricorda non solo di essere bella, ma di avere 17 chilometri di costa, di essere in una collocazione unica di fronte all'Africa, e che tramite la storia e le sue bellezze naturali potrà essere meta di moltissimo turismo. Siamo a 26 km dalla Valle dei Templi, ma non solo per se stessa, ma a veicolare quella parte della Sicilia centro-meridionale che è poco conosciuta ma merita di essere visitata. In un'atmosfera magica, nel cuore del centro storico di Palma di Montechiaro, nella splendida provincia agrigentina, l'evento intriso di storia, cultura, tradizione. Nella scalinata storica della Chiesa Madre, tra i palazzi gattopardiani raccontati da Tomasi di Lampedusa, la manifestazione che sa di arte e spettacolo. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione. Con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro e la collaborazione dell'Istituzione Tomasi di Lampedusa, l'evento, con la partecipazione straordinaria di personaggi legati al mondo del teatro, dello sport, della musica, della danza e della televisione. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione. Venerdì 6 agosto dalle ore 21, con ingresso libero contingentato presso la scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Tra le bellezze di una location unica e sontuosa, le emozioni uniche di un premio internazionale unico ed esclusivo. Presentano Ettore Tortorici e Nadia Contino.
Saranno 2 gli appuntamenti importanti all'interno del Penalty Village. Giorno 6 con il premio internazionale Donna Fugata e giorno 7 con l'8ª edizione dei Penalty Awards, ovvero l'evento che riguarda il calcio dilettantistico siciliano. Siamo con Francesco Bellia, il patron dell'evento di giorno 6, ovvero il premio internazionale Donna Fugata. Ciao Francesco, ben trovato. Francesco, tutto pronto? Tutto pronto, siamo in fibrillazione. I giorni passano e le date fatidiche si avvicinano, ma noi siamo pronti a questa sfida e soprattutto a deliziare il pubblico di Palma di Montechiaro che ci ospiterà. È un evento tanto atteso, intanto perché è la prima edizione. Da dove nasce questa tua idea, tra virgolette, un po' folle? Ma è un po' folle se consideriamo che veniamo da un periodo non buono legato alla pandemia. Chiaramente è un rischio in questo momento, non tanto a livello di il numero dei contagi che in questo momento un pochettino ci preoccupa. In realtà organizzare un evento del genere in un periodo di incertezza è appunto una follia. Da dove viene? L'idea viene dalla storia di Palma di Montechiaro, da questa storia che io conosco per le mie origini in maniera abbastanza adeguata, ma che purtroppo mi sono reso conto che in realtà non è conosciuta per quello che dovrebbe essere. Quindi da qui l'idea di un premio che oltretutto a Palma di Montechiaro mancava a Palma un'idea del genere, un premio legato alla Donna Fugata del romanzo che ci riserverà delle grandi sorprese con dei grandi ospiti che ritireranno questa ambita statuetta. E sarà sicuramente uno dei momenti più importanti proprio dell'evento serale che partirà alle ore 21 con una scenografia naturale mozzafiato, la scalinata della Chiesa Madre e il cuore proprio vicino alla piazza del Palazzo Ducale. Esattamente, saremo nel cuore, nella culla della storia della cittadina palmese e dei Tomasi di Lampedusa. Una scalinata naturale che accoglierà ci auguriamo, sicuramente il numeroso pubblico che sarà presente ad assistere a questo nuovo format che ha come scopo obiettivo quello di valorizzare la parte architettonica e turistica di questo paese, e lo faremo appunto tra il Palazzo Ducale, che quindi lega fedelmente tutta la sua storia alla famiglia dei Tomasi di Lampedusa, e la scalinata naturale che è fantastica, come avete potuto vedere, meraviglioso sfondo della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, il Duomo. Andiamo nello specifico e parliamo del premio, che avrà delle sezioni sicuramente attuali, perché parliamo di teatro, parliamo di danza, parliamo anche di cultura e parliamo anche di musica. Sì, assolutamente. Ho studiato delle sezioni, alcune categorie particolari. In realtà alcuni sono dei premi alla carriera, possiamo già dare qualche anticipazione. Abbiamo pensato a una carriera musicale, il premio quest'anno andrà purtroppo non è più tra noi, a Pino Daniele. Purtroppo è scomparso in maniera prematura e sarà la moglie di Pino Daniele a venirci a trovare e a ritirare la statuetta del Donna Fugata. Un altro premio alla carriera abbastanza ambito e sicuramente il pubblico gradirà, lo daremo all'ex attaccante della nostra nazionale e della goleador della Lazio, Beppe Signori, e quindi diciamo già solo da questi due nomi possiamo dare un'idea allo spettatore di quello che è il valore del premio e l'ambizione stessa del premio. Un premio che diventerà ambito a questo punto. Questa prima edizione servirà sicuramente per alimentare la voglia di essere presenti già nella prossima. La sfida è quella di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e ovviamente degli addetti ai lavori, quindi a quel punto noi da qui al futuro ci aspettiamo sicuramente largo interesse su scala nazionale, ci interessa portare Palma di Montechiaro al di fuori dei confini e nello stesso tempo ci aspettiamo che tanti personaggi vorranno assolutamente partecipare a questa meravigliosa manifestazione.
una straordinaria avventura che comunque fa parte di questo straordinario villaggio del divertimento che aprirà i battenti proprio nel pomeriggio di giorno 6 per poi concludersi nella serata di sabato sera, dopo l'evento dei Penalty Awards che si svolgeranno all'interno del Palazzo Ducale proprio sabato 7 agosto. Quindi anche la cultura sposa lo sport. Cultura e sport devono andare di pari passo, questo è un paese ad alto contenuto culturale ma anche grande contenuto sportivo. La storia, lo dicono gli almanacchi, ha avuto come protagonista del calcio siciliano la Gattopardo, che purtroppo adesso ha chiuso i battenti, quindi purtroppo questo paese non ha una squadra di calcio a livello dilettantistico. A quel punto è venuta fuori l'idea di celebrare un evento del genere così ricco di contenuti calcistici in un posto dove effettivamente in questo la momento storia il calcio del calcio manca. c'è stata, ma purtroppo manca. Beh, questo sicuramente può servire anche di buon auspicio per Assolutamente, ce lo gli auguriamo. imprenditori locali che decideranno magari di far ritornare il calcio giocato Ce lo a auguriamo. Palma di Montechiaro. Francesco, allora ti auguro buon lavoro, così probabilmente anche tu Grazie. farai lo stesso con me con i Penalty Assolutamente, buon Awards. lavoro a noi, che questo viaggio abbia inizio e ci auguriamo ci porti molto lontano. Grazie a Francesco. Grazie a voi. Siamo nel cuore della Sicilia, di fronte abbiamo il bar Mediterraneo, siamo a Palma di Montechiaro, ma soprattutto siamo a Marina di Palma, dove oggi incontriamo Domizio Mineo, titolare di questa struttura bellissima che si chiama Terrazze Chiaramontane. Ci racconti com'è nato questo straordinario progetto di fronte a questo mare bellissimo? Innanzitutto Ettore, benvenuto Grazie. al B&B Terrazze Chiaramontane di Marina di Palma. È nato da un'idea di papà. Circa 35 anni fa acquista questo terreno di fronte al mare. Non c'era nulla, non c'erano case. È stato un visionario probabilmente, ci ha visto pure bene. Il terreno è rimasto tale per tanti anni, è uscito poi un bando della Comunità Europea, un bando FESR, abbiamo partecipato senza crederci. Dopo 3 anni ci arriva la comunicazione che eravamo in posizione utile per essere finanziati. Tra l'incredulità e la sorpresa abbiamo immediatamente Vi iniziato. siete messi subito al lavoro? Immediatamente, anche perché vedevo già questa veranda dove siamo seduti, in mezzo a questi colori di sicilianità forte, in mezzo ai fichi d'India e ai colori tenui e forti nello stesso tempo. Abbiamo avuto il finanziamento, è uscito fuori un progetto che abbiamo curato nei dettagli e nei particolari io e mia moglie, e da 3 anni che siamo attivi e operativi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, presenti nei più grossi siti per la promozione della Sicilia e dei B&B e degli hotel a Palma di Montechiaro e nel resto della regione siciliana.
I pernottamenti ci sono ed è bello alzarsi la mattina, fare colazione o cenare con la visione del Castello Chiaramontano al tramonto. Atmosfera decisamente magica. La particolarità di questa struttura, entrando, che non sembrerebbe neanche con una prospettiva internazionale, hai detto proprio bene tu poc'anzi, anche i turisti internazionali rimangono abbagliati. È questo questa è la carta vincente del B&B Terrazze Chiaramontane. È il panorama a 180 gradi sul mare. Il turista tedesco piuttosto che danese o statunitense non è abituato a colori e a forme del genere. Noi siamo qui come un abbraccio della terra sicana verso il mare. Un abbraccio caldo non solo nel periodo estivo ma per tutto l'arco dell'anno. Non a caso noi siamo aperti per più di 11 mesi l'anno, in modo tale che il turista da qualsiasi parte esso venga abbia la possibilità non solo di godere del panorama ma delle bellezze paesaggistiche e architettoniche che questa terra abbondantemente ci offre. La particolarità di riuscire a dare ai vostri clienti 11 mesi su 12 vi fa diventare decisamente esclusivi. Ci fa diventare come dei curatori. Noi curiamo l'anima dei nostri turisti, sono turisti sicuramente selezionati, sono turisti che amano il silenzio, amano la lettura, amano sdraiarsi e godere del panorama e amano, voglio anche aggiungere, il buon cibo, la buona tavola e i vini che questo territorio di Palma di Montechiaro da un ventennio da questa parte riesce ad offrire ai nostri clienti che arrivano da tutte le parti del mondo. La centralità anche della location vi permette di essere vicinissimi alla Scala dei Turchi, vicinissimi alla Valle dei Templi. Questo sicuramente è un plus straordinario. Assolutamente sì. Voglio anche aggiungere che, certo, Scala dei Turchi e Valle dei Templi conosciuta in tutto il mondo, voglio anche aggiungere che Dolce & Gabbana con il fashion show di 2 anni fa è stata alimentato, è stata sicuramente un'importante cassa di risonanza per noi in tutto il mondo. Instagram in quel periodo veramente volava con milioni e milioni di like visti in ogni parte, ma non voglio neanche sottovalutare l'interesse che può offrire Naro, città normanna e barocca nello stesso tempo, o Licata. Siamo al centro di una bella situazione che ci agevola e ci permette di avere clienti per gran parte dell'anno. Qual è il passo successivo adesso? Cioè qual è il prossimo step di una struttura importante, qual è appunto Terrazze Chiaramontane? Diventare ancora un po' più esclusivi. Abbiamo acquistato da poco tempo un altro grosso appezzamento di terreno adiacente. Faremo una piccola sala convegni, faremo un'altra piscina molto più grande con idromassaggi, faremo una spa, un wellness, trasformeremo Terrazze Chiaramontane da bed and breakfast a un resort esclusivo sicuramente per il territorio. Siete presenti in tutti i social, quindi visibili in tutto il mondo? Assolutamente sì, vogliamo esserlo ancora di più anche attraverso voi, grazie a te Ettore, grazie alla tua troupe e grazie a Francesco per quello che stai facendo.
Riviviamo il passato e lo facciamo subito con l'edizione dello scorso anno, quella del 2020 che si svolse presso il meraviglioso Castello Lombardo di Enna. E rieccoci anche per quest'anno, grazie, bentrovati in questo castello meraviglioso di Lombardia di Enna, e un saluto particolare per la bella canzone introduttiva di Deborah. Grazie mille, una buona serata. Grazie Deborah. Nuova stagione un po' travagliata, come tutti ben sanno, quella del 2019-2020, però ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici. Anche quest'anno i Penalty Awards sono ritornati in scena per far sì che appunto la passerella del calcio dilettantistico abbia ancora una volta il suo momento di gloria. È stata una stagione che comunque noi vogliamo dimenticare, anche se purtroppo non la dimenticheremo facilmente, proprio perché il dramma Covid ci ha un po' coinvolti a 360 gradi, e i Penalty Awards di quest'anno regaleranno qualcosa che ha a che fare con una squadra che ha lottato contro il Covid. Allora adesso per far sì che insomma diamo inizio a questa 7ª edizione dei Penalty Awards, io invito qui il rappresentante ufficiale del comune che anche quest'anno ospita il nostro evento, ovvero l'assessore Dante Ferrari. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo dato il benvenuto a chi ci ha voluto nuovamente premiare per il fatto che questa manifestazione così prestigiosa da un punto di vista sportivo e calcistico si continui a celebrare ad Enna. L'ho appena detto, ritengo che non sia soltanto un fatto di baricenticità, evidentemente siamo stati all'altezza degli organizzatori che ci hanno voluto premiare con questa conferma in una location, quale è quella del castello, che per noi è motivo di grande orgoglio. A questo punto non c'è due senza tre. A questo punto non c'è due senza tre, a questo punto è giusto che il proverbio ne possa essere mantenuto, per cui ci riproponiamo e ci ricandiriamo per la terza edizione. Alessio Gulisano, Aci Sant'Antonio. Bene Alessio, complimenti. Adesso arriverà la targa per Alessio. Alessio, sei il miglior portiere del campionato di promozione, una gioia indescrivibile perché tra l'altro è un premio che va anche a coronare il campionato, visto che con la Sant'Antonio siete arrivati primi. Esatto, infatti voglio ringraziare maggiormente l'intera squadra, perché anche se è un premio prettamente individuale, quando si raggiungono certe soddisfazioni il merito è anche della squadra, della società e del gruppo che ci ha, diciamo, che mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto questo titolo? Beh, sicuramente fa molto piacere quando si vince un premio del genere individuale, è una bella esperienza e speriamo che sia l'inizio anche per vincere magari qualcuno in futuro. Rimarrai ad Aci Sant'Antonio? Non lo so, ancora non è certo, e difficilmente per motivi soprattutto lavorativi. Francesco Santocono, questa sera qui per premiare i Penalty Award, sei stato costretto, tra virgolette, a consegnare un premio importante al miglior portiere di promozione. Le tue sensazioni? Ma guarda, è sempre bello premiare questi ragazzi perché intanto sono tantissimi, no? Perché ce ne sono 3 in nomination, ma sono centinaia di questi ragazzi che ambiscono a questo premio ogni anno, che è sempre più importante. E sono contento che c'è sempre più partecipazione e sempre più voglia di sport e di competizione. La competizione è molto importante per tutto, soprattutto nella vita. Il più bravo difensore del campionato di promozione. Chi vince? Ok, vince del resto come la sua squadra, vince Leonardo Musso. Leonardo Musso, le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto il premio come miglior difensore del campionato di promozione? Sì, sicuramente è una bella grande emozione dopo il primo anno praticamente buttato nei grandi, perché finora ho fatto soltanto settore giovanile, è una bella emozione, mi fa molto piacere. È un premio che corona una stagione importante con il tuo Siracusa, visto che avete anche ottenuto l'eccellenza. Sì, ormai diciamo che Siracusa la sento mia come città e come maglia, e vincere il campionato era quasi un obbligo per noi, che appunto siamo il Siracusa Calcio, ci siamo riusciti e guardiamo già avanti al prossimo campionato di eccellenza, che sarà molto duro secondo me. Tu sei uno dei riconfermati? Sì, per fortuna devo dire sì, perché comunque come ho già detto prima giocare al Siracusa è un piacere, anche se sono palermitano, ma ormai fa parte, possiamo dire che è la mia seconda città.
miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Rullo di tamburi, Natale Gatto, Igea 1946. Mi rende d'orgoglio, vuol dire che i sacrifici veramente alla fine ripagano. Ripeto, mi rende d'orgoglio, sono felicissimo e niente, spero che sarà anche gli altri anni così. Corona una stagione importante anche con l'Igea, visto che comunque è arrivata all'eccellenza. Sì, appunto, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto, come anche dicevo prima, grazie ai miei compagni, grazie alla società, grazie al mister, anche se all'inizio non siamo partiti tanto bene, subito fuori dalla Coppa Italia, a 5 punti dalla prima, sarebbe l'acqua dolce, poi però abbiamo ingranato la marcia e abbiamo portato a casa il nostro obiettivo. Senti, non rimarrai all'Igea, dove pensi ti collocherai in questa stagione? Andrai in eccellenza, promozione, avrai sicuramente tante richieste. Sì, intanto non rimarrò all'Igea, purtroppo non rimarrò a malincuore perché so io personalmente cosa ho lasciato sia 2 anni fa in Serie D che anche quest'anno, però alla fine non ci sono stati i presupposti. Ed eccoci ad uno dei premi più ambiti per quanto riguarda i Penalty Awards. All'interno di questo evento noi inseriamo dei premi molto speciali. Il primo che presentiamo questa sera è il premio Un uomo per lo sport, ed è un premio che ogni anno diamo ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Tra l'altro in questa edizione il personaggio che tra poco vado ad annunciare è un personaggio che io conosco da tanto tempo, è stato anche un ex presidente di una squadra di calcio, adesso le ambizioni ho l'impressione siano un po' più sostanziose, e siamo anche contenti perché dalla sua ha una grande capacità di unire e fare team sempre ed unicamente vincenti. Il premio Un uomo per lo sport all'interno dei Penalty Awards 2020 va a Angelo Maugeri. Angelo Maugeri, premio Un uomo per lo sport, le sensazioni dopo aver ricevuto tale riconoscimento? Sono sempre essere identificato come un uomo che ha fatto qualcosa nello sport è sempre bello da saperlo e da viverlo. Qualcosa l'abbiamo fatta in effetti, quindi il fatto che sia riconosciuto oggi dopo tanto tempo e mentre si sta facendo un'operazione importante per la città di Catania mi fa molto onore. Vince Giuseppe Rustico. Mazzarese.2, vincitore di questa stagione. Consegna la targa Franco Anastasi. Giuseppe Rustico, quali sono le tue emozioni dopo aver ricevuto il premio come miglior attaccante campionato di promozione? Sicuramente è motivo d'orgoglio che comunque va a consacrare una stagione positiva da parte di tutta la nostra compagine. Perché si sa, quando magari l'attaccante riesce a finalizzare, il merito è anche di tutti gli altri che fanno del lavoro sporco, del mister, della società che comunque ci rende sereni, e quindi questo premio va condiviso con tutta la Mazzarese Calcio. Nonostante i tuoi gol, purtroppo la tua squadra non è arrivata in eccellenza, eravate terzi quando si è bloccato il campionato, però è un punto di partenza per la prossima stagione, da lì. Assolutamente sì, come ho già detto siamo stati ripescati noi per il rotto della cuffia alla fine, quindi diciamo che non era la stagione che inizialmente si era prospettata, quindi questo terzo posto è motivo di orgoglio per tutti noi. Abbiamo già effettuato come società la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato d'eccellenza, se ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronti, altrimenti ci ributteremo nel campionato di promozione consapevoli che possiamo riproporci e quindi fare una buona stagione. Una vita qui ai penalty a premiare, quest'anno ci sono toccati gli attaccanti, un bel reparto. Certo, è sicuramente il più importante, perché come quello del portiere, quello dell'attaccante è un ruolo determinante, quindi mi ha fatto piacere, è successo altre volte per la verità, comunque mi fa sempre piacere essere qui e partecipare, perché nel frattempo passano gli anni.
giocatore categoria promozione Antonio Torrisi, ACI Sant'Antonio. Mister, alla fine è arrivato anche il premio come miglior allenatore per chiudere il cerchio, diciamo. Sì, questo è, diciamo, la ciliegina sulla torta. Onestamente ci speravo, sapevo che era difficile perché avevo degli ottimi colleghi che se la giocavano con me, già era comunque, per me sarebbe stato un onore essere in nomination, vincere è qualcosa che mi emoziona e sono veramente contento e felice. Ovviamente è stato riconfermato alla guida dell'ACI Sant'Antonio, ma che campionato andrà a fare, che squadra sarà? Quella degli eccellenze. Noi faremo una squadra come è giusto che sia per presentarci da matricola in un modo secondo me serio e importante a questa nuova avventura in questo campionato di eccellenza, che come ho detto sul palco sicuramente è un campionato che non è paragonabile a quello di promozione. Stiamo lavorando insieme alla società per allestire una squadra insieme ai direttori Strano e Merola, una squadra importante sotto il profilo dei giovani, e cercheremo di fare un campionato dove dobbiamo cercare il mantenimento della categoria senza nessun patema d'animo, se è possibile. Vince il premio Stefano Barresi dell'Igea. Presidente Stefano Barresi, una stagione che viene coronata anche da questo riconoscimento come miglior dirigente di promozione. Quali sono le sue sensazioni? Ma intanto una sensazione bellissima e lo meritano tutta la dirigenza, io la rappresento, però siamo stati una bella dirigenza e saremo una bella dirigenza molto compatta e il premio lo meritano anche loro perché hanno combattuto e hanno anche lavorato molto per la società. È arrivata l'eccellenza per l'Igea e sarà un'eccellenza sicuramente di primo piano per questa squadra che vuole puntare certamente in alto. Sì, sicuramente faremo una squadra buona, non è facile sempre arrivare in alto, però piano piano ci proveremo, stiamo costruendo un buon gruppo di bravi ragazzi e di giocatori di categoria, vediamo che succede. Direttore Davide Mignemi, un riconoscimento importante, premio eccellenza, quali sono le sue sensazioni dopo aver ricevuto questa onorificenza? È un bellissimo premio perché essere un'eccellenza siciliana è un motivo di orgoglio per me, è un premio importante che condivido con la mia famiglia, che condivido con la mia società e quindi per me non è un punto d'arrivo ma è un altro punto di partenza che ti fa capire che comunque la strada che hai intrapreso è quella giusta. Speriamo bene anche in futuro. Ovviamente è un premio che dimostra come il lavoro paga sempre, si è partito dal dilettantismo e adesso si è arrivati al professionismo. Eh sì, noi siamo a detta di tutti siamo stati una piccola favola, partendo dal campionato di promozione e consecutivamente siamo arrivati adesso a disputare 3 campionati di Lega Pro. E questa è una bella sensazione, ma si ci arriva attraverso un grande e durissimo lavoro. Miglior giocatore della prima categoria, Salvatore Stabile. Fulgatore, complimenti a Salvatore. Salvatore Stabile, vincitore del premio miglior giocatore di prima categoria con il tuo Fulgatore. Quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni dopo aver ricevuto proprio il premio? Sì, sicuramente il premio è andato a me nella figura d'attaccante, sicuramente un premio raggiunto con la squadra, un lavoro fatto con il mister e la società che ci hanno permesso comunque di vincere questo campionato, che poi non è stato facile. Non è stato facile, però si pensa già alla prossima stagione che sarà promozione. Tu rimarrai, che stagione sarà, che squadra farà il Fulgatore? Io sicuramente farò parte del Fulgatore, come la maggior parte dei miei compagni che hanno deciso di sposare questo progetto. Sicuramente ci sarà qualcuno che andrà e qualcuno che arriverà, ma noi con il gruppo che abbiamo non c'è nessun tipo di problema. E allora, miglior allenatore prima categoria, Samuele Costanzo. Miglior allenatore
del campionato di prima categoria, le sue emozioni dopo aver ricevuto il premio. Ma io intanto ringrazio, le emozioni sono tantissime perché non è scontato vincere in qualsiasi categoria si gioca. Sono contento perché questo è il secondo premio che ricevo in 4 anni, quindi per me è una grande soddisfazione. Ma dietro il mio vincere questo premio c'è sicuramente un lavoro, c'è una società, ci sono delle persone che si spendono per tutto ciò, quindi è giusto condividere questo premio con loro. Alessandro Fregalà, giornalista, il premio Eccellenza Siciliana, sicuramente un riconoscimento importante. Fa piacere perché intanto me lo dà un amico, Ettore Tortorici, ci conosciamo da tantissimo tempo e poi mi piace partecipare ad una manifestazione di questo genere che premia il calcio siciliano, il calcio vero. Ettore dice sempre quello che le televisioni molto spesso non raccontano, lui lo fa da tanto tempo, io nel mio piccolo ci ho provato pure durante la mia carriera, è il calcio che ci piace, quello della passione, quello dei sogni. Non sempre si realizzano i sogni di questi ragazzi, però è giusto premiarli, è giusto dargli un riconoscimento, quindi grazie. Miglior dirigente, prima categoria, Gaetano Conte, Resuttana. Allora, sicuramente sono felicissimo, per me è la prima volta che vengo candidato a questi premi e vinco un premio, quindi posso essere soltanto onorato e chiaramente sono felice per quello che è stato fatto, quindi questo è un conseguimento all'impegno che abbiamo messo durante l'anno. Un Resuttana San Lorenzo che sicuramente si impegnerà a fare bene anche per la prossima stagione. Assolutamente, noi abbiamo già pianificato la prossima stagione di promozione, il prossimo campionato, fatto in maniera concreta, con degli innesti giusti, abbiamo confermato la maggior parte dei giocatori e non ci vogliamo nascondere, vogliamo puntare a stare su in classifica per il prossimo campionato. Un premio importante perché è quello che dedichiamo ad un personaggio che ha legato il proprio nome anche ad una stagione, che dico più di una stagione al Calcio Catania nel suo momento probabilmente di massimo splendore degli ultimi 10-15 anni. È stato capitano, è stato un guardapali straordinario perché eclettico con i suoi tanti cappellini colorati. Premio alla carriera 2020 ai Penalty Awards, Armando Pantanelli. Armando Pantanelli vince il premio alla carriera, sicuramente sono soddisfazioni importanti. Sì, vuol dire che sono vecchio, però no, sicuramente soddisfazioni, un premio molto molto gradito e ringrazio tutti per aver scelto me. Che carriera è stata, lo possiamo dire? Ma sicuramente piena di soddisfazioni, ho quasi 500 presenze tra i professionisti, ho fatto un po' tutte le categorie dalla C2 alla Serie A, quindi sicuramente posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto. Lo dicevo, è un mio dovere perché qui c'è tutto il parterre del calcio dilettantistico ed è giusto, a parte che Ettore, voglio dire, con la sua galanteria, la sua gentilezza, il suo garbo, è difficile dire di no, però fa un lavoro che io apprezzo molto, lo apprezzo ancora oggi di più in questo momento così difficile, lo apprezzo con lui, con tutti i collaboratori e ti devo dire è veramente una persona che trova il mio consenso ed è per questo che nonostante fosse stato fatto dall'altro giorno si sia spostato, ho voluto trovare il tempo di venire qui perché era giusto onorare il lavoro che voi fate, che è un grande lavoro per noi e che aiuta, voglio dire, poi noi dilettanti, e quindi non solo lo faccio come dovere, ma lo faccio anche come ringraziamento a voi tutti per questo lavoro. Parliamo adesso della squadra vincente. Lo scorso anno abbiamo indetto il premio Team Awards e lo ha vinto il Marina di Ragusa perché ha veramente disputato un campionato bellissimo. Quest'anno tutta la redazione di Penalty, che è il fulcro del progetto Penalty Awards, ha deciso di invece premiare un altro tipo di squadra, una squadra che poi è veramente risultata super vincente, la squadra del reparto malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ed io invito qui sul palco il suo responsabile, il professore Carmelo Jacobello, e sarà accompagnato per l'occasione anche dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, il dottor Giuffrida.
dottor Dante Ferrari del comune di Enna, un collega vostro che insomma vi consegnerà questa targa Penalty Awards 2020 come squadra vincente, la migliore squadra che potevamo premiare in questa stagione. Il professore Jacobello e il dottor Giuffrida. Consegniamo subito la targa al nostro assessore, la consegniamo, eccola qui, ne abbiamo due, una personale e una in ricordo della squadra. Il professore Carmelo Jacobello, eccolo qui, e queste le consegniamo invece a Giuffrida, al dottor Giuffrida. Dottor Giuffrida, presente oggi qui a Enna per i Penalty Award, ovviamente la medicina collegata allo sport, un binomio sicuramente importante e soprattutto in questo periodo. Sport, salute, solidarietà, posti belli, solidarietà significa anche questo condividere momenti difficili, quelli che abbiamo vissuto tutti anche nella nostra terra, ne siamo usciti per adesso bene, dobbiamo non abbassare la guardia e la dimostrazione è che nella ricerca del bene comune troviamo soddisfazione per tutti noi. Professore Jacobello, lei ha utilizzato una metafora, il calcio è una metafora della vita come lo è anche nella medicina. Senz'altro, questo va sempre informata la vita a quello che succede nel calcio e viceversa. Certamente ci siamo dovuti confrontare con un terribile virus, con un nemico invisibile. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, però attenzione, bisogna continuare a mantenere alta la guardia e l'attenzione. È un messaggio che voglio lanciare anche attraverso la televisione a chi ci ascolta, manteniamo alta l'attenzione, continuiamo a essere disciplinati usando la maschera, i guanti e il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. Vi do appuntamento al prossimo anno, ancora una volta, con il calcio dilettantistico che ritornerà sicuramente di nuovo in passerella, però prima andrà in campo per una nuova prossima stagione, quella 2020-2021. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima stagione. Ettore, Penalty Awards 2020, la 7ª edizione per il secondo anno consecutivo a Enna. Lo scorso anno al Teatro Garibaldi, quest'anno qui nello splendido scenario del Castello di Lombardia. Cambiato la location, ma non è cambiato il format. No, non è cambiato il format perché abbiamo visto che ai dilettanti piace comunque andare in passerella e farlo in un contesto di questo genere è doppiamente più bello. Pertanto siamo contenti ancora una volta di rappresentare quel tipo di calcio con questo galà, siamo doppiamente contenti perché il Comune di Enna ci ha dato ancora una volta la possibilità di farlo in un contesto, come hai detto tu, bellissimo, l'anno scorso al Teatro Garibaldi e quest'anno in questo scenario naturale del Castello di Lombardia. Siamo contenti perché questo è il momento più bello che i dilettanti possono vivere e siamo contenti di realizzarlo noi di Play Village.
soprattutto è un premio speciale quest'anno, visto anche la pandemia che ha colpito il mondo intero, quindi il calcio che si era fermato ma che comunque andava in ogni caso premiato. È vero, giustamente quest'anno noi dei Penalty Awards non per niente abbiamo dedicato il Team Awards al Cannizzaro, all'ospedale Cannizzaro, soprattutto nella persona del professore Jacobello e soprattutto anche a tutto il reparto delle malattie infettive, che sono state veramente, forse sicuramente, la squadra più importante e più vincente. Ma quanto lavoro c'è dietro per organizzare un premio del genere? Beh, il lavoro è considerevole, però siamo contenti perché noi siamo un gruppo di folli che non si ferma mai e che è già pronto per nuove battaglie e nuovi obiettivi. Volendo usare una battuta, non c'è due senza tre, magari il prossimo anno nuovamente N. Beh, l'anno scorso dissi se sono rose fioriranno e sono fiorite. Adesso dico per la prossima stagione mi auguro solo di continuare soprattutto a regalare emozioni a tutto il mondo del calcio dilettantistico. Se saremo a Enna bene, ma se saremo in un'altra piazza va bene pure. È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. È stata una puntata riassuntiva, abbiamo rivisto il meglio di tutte le puntate che abbiamo trasmesso qui su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento con ingresso gratuito sabato 7 agosto alle ore 19 presso il cortile del Palazzo Ducale di Tomasi di Lampedusa, proprio qui in questa bellissima location di Palma di Montechiaro. Vi aspetto sabato 7.